Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto siamo in diretta sulla pagina Facebook. Ogni volta che iniziamo la pubblicità, Primus ci autopubblicizziamo, che non fa mai, non è mai male. Allora, c'è una puntata divisa in due parti, dove nella prima parleremo di diretta eventi della provincia di Padova, con la collaborazione della Regione e della Fondazione della Cassa di Risparmio. Nella seconda vi faremo vedere qualcosa di straordinario e poi lo ripeterò diverse volte perché entriamo in un museo non conosciuto a molti, non solo padovani, ma diciamo gente che sta e che abita nel nostro territorio. Gabriele, andiamo a vedere qualcosa da... Chiedo alla regia, mi aveva detto che abbiamo qualche spettacolo vostro, credo, no? Giusto? Adesso, perché io avevo visto tutte le fotografie e tutto, adesso vediamo, così ci indichi se c'è il filmato, di cosa si tratta, credo dell'evento al Geox. Sì. Un link, certo, di quella serata meravigliosa che avete organizzato, una raccolta fondi a cui noi abbiamo aderito. Che poi è stata la terza per via del Covid. Abbiamo ancora i biglietti venduti, dati già in beneficenza, però dobbiamo ancora fare. Dai, la recupererete, dovete adesso che ci stiamo... Se apro il teatro riusciamo. Marco, c'è il contributo? Eccolo qui, eccolo qui. Eccolo, guarda, con questi due splendidi danzatori, sono due danzatori del corso di perfezionamento. Possiamo dare anche l'audio, chiedo Marco, per caso, oppure no? Un contesto strepitoso, è danza contemporanea, ma un contemporaneo godibile, ecco, perché la serata richiedeva non performance troppo impegnative. Ma è una ripresa vostra questa, Gabriella? Sì. Sì? Perché parlava un po', dicevamo che noi magari... dal mio, probabilmente dalla mia telecamera, sì, ero alla regia io lì. Ma questa, perché c'è anche la vostra? Sì, no, l'abbiamo fatto la diretta noi da quella puntata in Domani. Mi avete chiesto dei video nostri, ma è bellissimo. Quanto possiamo pure rientrare, Marco, perché balliamo anche noi altrimenti... ovviamente però abbiamo capito. Quanto tempo ci vuole preparare un balletto del genere, Gabriella? Ma guarda, noi facciamo le magie, sai, Giorgio, perché dipende. Se ci teniamo, perché poi se ci sono delle richieste particolari, cioè nel senso che l'evento importante a cui teniamo, lavoriamo anche giorno e notte e quindi non esiste un tempo. Non c'è un tempo? Ma no, dipende, è logico che ma quindi ci vuole la disponibilità di ballerini, degli artisti, le musiche, i coreografi, sì, ma comunque siamo riusciti, ecco, a rispettare sempre i tempi, a preparare anche qualcosa di mirato per ogni occasione, ogni evento. Adesso siamo di recente stati a Trento, a Grosseto, perché ecco, questo dà, diciamo, anche una garanzia, se posso dire, al nostro lavoro, cioè uscire da qui e quindi poter appunto esibirsi anche nei grandi teatri. Dovremmo avere anche delle foto per quanto riguarda i vostri lavori. Sì? Quanti ragazzi hai che lavorano nella tua scuola, che ci sono nella tua scuola, Gabriele? Allora, oggi? Come staff, dici, di collaboratori? Sì. No, come allievi, ragazzi che... allievi siamo sulle... Ecco, perché tanti sono lamentati che per via del Covid ovviamente hanno perso ragazzi che venivano... Allora, è capitato anche a te questo? Sì, la ripresa è molto lenta perché nei mesi in cui noi abbiamo dovuto tener chiuso scuola i ragazzi hanno preso altre strade, hanno fatto degli sport all'aperto, si sono impigriti, alcuni sono rimasti a casa e da casa non sono più usciti, quindi ahimè. Quindi un po' alla volta farli riprendere, sì, non è facile, ma noi abbiamo già riaperto scuola, i corsi sono già attivi, abbiamo già bei progetti, debuttiamo al Teatro Verdi anche la prossima settimana con un bel progetto con il Conservatorio Pollini, perché io sono direttrice artistica anche di un festival di danza, sempre sostenuto o comunque con l'attenzione sempre di Rete 20, e quindi bei progetti di qualità e quindi io dico sempre la danza, la musica, il teatro sono il nutrimento dell'anima e quindi anche a livello psicologico, non solo umano, non solo di cuore, sono importantissime, è un benessere che tutti riceviamo e che abbiamo ed è importante. Noi
noi non dobbiamo mollare e dobbiamo riprendere, ecco, quindi bene anche quando parlava anche il maestro di coinvolgere, sono d'accordissimo, di coinvolgere i giovani facendoli proprio sperimentare, provare, suonare, cantare o ballare, e quindi si appassionano ancora di più, quindi poi hanno voglia di studiare perché capiscono che la formazione è fondamentale, non ci si può improvvisare. Però poi Gabriele, il bello è poi anche esibirsi, insomma, perché poi assolutamente sì. Andare lì sul palco con l'applauso, che è sempre certo, un piacere riceverlo, ti aiuta anche a continuare in questa avventura. Sì. Certo, non è mai fondamentale, ma anche un aspetto anche di autostima, perché poi questi ragazzi escono da questi eventi belli, carichi, con una bella voglia anche di affrontare la vita, non solo di riprendere a danzare o a cantare o a suonare, affrontano la vita in maniera certo che Rete 20 è stato di grande aiuto per tutti voi nel fare questo. Assolutamente sì, noi speriamo sempre meglio, certo. Mi raccomando, quindi investite, quindi aiutateci, sosteneteci, grazie, grazie mille, ma perché si fa del bene, ecco, non è tutto quello che viene dato viene proprio investito e viene anche dato di più. Proprio perché parlavamo qui proprio dell'amore per quest'arte, non è commercio, non è mercato, ci sono delle strutture, ma anche io parlo nel mondo della danza, che sono dove il fine è solo il business, ecco. Qui no. Ecco, adesso abbiamo già delle immagini più ferme queste, giusto Gabriele? Sì, questo qui è un bel lavoro con Vittorio Matteucci. Abbiamo fatto per le scuole. C'è anche qui l'audio, Marco, chiedo così, se c'è l'audio, fammi sapere, perché ovviamente perché noi collaboriamo con musicisti, collaboriamo con cantanti. Proviamo a sentire, scusa un attimo. Questo è un riarrangiamento di Pierino. Andiamo Marco. Allora Gabriele, stavi dicendo, perché non si sentiva, il pubblico non sentiva perché c'era l'audio. Questo cos'era? Quando vedo queste cose, questo cos'era? È Pierina e il lupo, dove Pierino sono diciamo delle donne e che vengono diciamo in qualche modo insidiate da una donna, cioè il lupo è una donna. No, ma chi fa le coreografie? È un riarrangiamento. Organizzi tutto te queste coreografie, questo? No, mi affido anche a io sono la direttrice artistica e ho coreografato anni fa, perché ho lavorato molto delle commedie musicali, certo. Sai che ho lavorato con Pier Cardello. Quindi un coreografo? Il coreografo qui è Valerio Longo. Sì, che c'è un coreografo, di Roma. Sì, assolutamente sì. E diciamo il lavoro viene poi pensato, perché hai detto c'è tanta energia e tanto pensiero, viene pensato ed è riarrangiata, la musica è riarrangiata da Federico Malaman e in scena c'è Vittorio Matteucci e abbiamo rivisto questo Pierino e il lupo adattandolo al discorso della violenza contro le donne. Sarebbe bello vederlo tutto, ovviamente non abbiamo la possibilità in questo momento. Lo metteremo in scena presto con Rete 20. Dove esattamente? Dove lo vedremo? No, era una provocazione. Cercava di estorcere una promessa. Tu hai fatto una provocazione. Io ci provo. Invece andiamo a vedere un duetto tratto dalla serva padrone di Pergolesi, registrato a Villa Baglioni di Massanzago. Sì, è un recente concerto. Vediamo un pezzettino, poi ce lo commenta. Allora chiedo alla regia se può mettere questo contributo, ne vedremo un paio, e così poi il professor Luca Dal Sas ci spiegherà tutto quello che ha fatto, quello che è stato organizzato, insomma. Adesso lo vediamo. Per te io nel cuore
con un tamburo amore e batte forte ognor e batte forte ognor e batte forte ognor e batte forte ognor. Senti, lo sento, è vero, sì. Tu senti il tapatà, senti tapatà, tapatà, tapatà. Sentiamo Marco, grazie. Allora, professor Del Sassa, cos'era questa interpretazione, questo duetto che abbiamo visto? Allora, questo è un duetto tratto dalla Serva Padrona, che è un intermezzo buffo composto nel Settecento da Giambattista Pergolesi, che è un compositore jesino, appartenente alla cosiddetta scuola napoletana. Abbiamo voluto proporre un'opera per aprire la 10ª edizione di Armonie di Vie, e l'abbiamo fatto in un contesto meraviglioso che è quello di Villa Baglioni di Massanzago. Come sapete, Villa Baglioni al suo interno ha degli affreschi di Tiepolo, il Tiepolo giovanissimo, probabilmente la prima commissione vera e propria affidata a Tiepolo completamente per affrescare il Salone Nobile. È stata un'esperienza davvero molto godibile, non solo per noi ma anche per il pubblico, che ha risposto anche numericamente in maniera veramente entusiasmante. Abbiamo eseguito quest'opera come probabilmente si eseguiva nel Settecento, quindi senza amplificazione, senza niente, mancavano solamente le candele, i candelabri, ma per il resto, insomma, ecco, il pubblico ha potuto ascoltare la musica come si sentiva nel Settecento. Ecco. Però andiamo a vedere un altro pezzettino stizzoso, sempre a Villa Baglioni, e sempre in questo duetto, La Serva Padrona, vediamo. Ecco, io, se possibile, volevo associarmi all'amica che Rete Eventi ha dato la possibilità a tantissimi musicisti, tantissimi giovani di lavorare e di farsi esperienza. Questa mattina io mi sono studiato un po' la trasmissione, nel senso che lo so benissimo, no, mi fa però piacere che hai studiato, mi sono preparato. La prima di ha detto, ma che domande mi fai? Ne parliamo di Rete Eventi, voglio dire. No, ho ripercorso i 10 anni. Mi scusi professore, in maniera anche amichevole, cordiale e senza essere proprio ossessivo, in maniera molto. Certo. L'unico che ha fatto un po' il teatrante, avete capito tutti. Quindi non lo indico, però avete capito tutti. Ma no, ho ripercorso i 10 anni di storia di Armonie di Vie, e guardando i vari libretti, le varie locandine, ho detto, ma abbiamo fatto decine e decine di concerti con un sacco di ragazzi, con un sacco di solisti importanti, con qualche direttore d'orchestra, abbiamo fatto 2 opere, La Serva Padrona, La Finta Semplice di Mozart. Ecco, senza Rete Eventi questo non sarebbe stato possibile. Abbiamo cercato 10 anni fa, io ho avuto insieme a degli amici questa intuizione di creare questo progetto pilota con la federazione dei comuni del Campo San Pierese, che tendesse proprio a unificare questo territorio anche dal punto di vista culturale, no? Perché queste federazioni collaborano per altri aspetti, però è raro trovare una collaborazione anche dal punto di vista culturale. Questo è stato il primo progetto. Ecco. Volevamo portare la musica alla gente, non che la gente venisse alla musica. Questo è un passaggio successivo. Ecco, mi deve parlare anche di questo che andiamo a vedere adesso, che è l'Allegro di Vivaldi. Ne parliamo subito dopo aver ascoltato un pezzettino, va bene? Chiedo alla regia di mandare il contributo.
Ecco, certe volte vedete con la mano perché chiamo la regia che ritorni in studio. Voi non avete guardato in questo minuto che abbiamo visto questo contributo dell'Allegro di Vivaldi, il professore Luca Del Sas come osservava quel quintetto, erano in 5, 4-5? Sì, forse 6. Lo guardava come fosse lì presente, quasi indicare sta facendo bene o sta facendo... con una severità inaudita, ve lo garantisco, perché non volevo interrompere la regia per poterlo fare, sembrava quasi fosse no, lì a dirigere. È vero. Ma se non c'è un senso di autocritica... No, ma non era una critica, era che lo osservavo in una maniera molto professionale, questo ma volevo dire. io ripercorro, dopo che c'è stata un'esecuzione, ripercorro come un allenatore di una squadra di calcio che ripercorre la partita e dice ma qui sì abbiamo fatto delle cose buone, qui delle cose meno buone. Io faccio sempre così, io ripercorro il concerto perché la volta dopo riesca ancora meglio. È fondamentale questo aspetto. Di questo Allegro di Vivaldi cosa mi dice? Allora, noi abbiamo eseguito la Serva Padrona per intero. La Serva Padrona è questo intermezzo diviso in 2 parti. Abbiamo eseguito un concerto di Galuppi all'inizio, quindi come ouverture, come introduzione, e il concerto di Vivaldi è stato inserito invece tra le 2 parti dell'intermezzo. Ecco, questo si usava fare nel Settecento queste cose, addirittura immaginiamoci, la Serva Padrona era un intermezzo, significa che veniva probabilmente inserita in parti, in atti di opere molto più estese. E quindi era una prassi molto, molto frequente quella nel barocco di inserire dei pezzi all'interno di situazioni diverse. Vedete come adesso che siamo quasi al termine, Gabriella, sciogliendo un po' tutti, diventa... invece Fortier è sempre più serio, lui fa parte ormai, la sua parte è proprio presa lì. Cosa dice Gianfranco? No, cosa vuole che dica? Io ascolto con interesse veramente quello che, come dire, si sta dicendo. Sto scherzando ovviamente, no, perché ma ci mancherebbe. Ho già visto che con voi si può anche parlare e prendere la cosa. Ma ci mancherebbe. No, simpatico. Che è interessante sapere e sentire che fortunatamente dopo questo periodo, tra l'altro molto particolare, speriamo termini, una riapertura su tutti i fronti di quello che è appunto gli eventi musicali, la danza, il teatro, finalmente, fortunatamente. Io guardi, oggi avete letto sul giornale, ieri 61 classi sono state sospese per via del Covid, certo. Quindi tra scuola d'infanzia, l'asilo, praticamente le scuole superiori, 61 classi, quindi fate voi com'è la situazione ancora oggi, anche che speriamo termini al più presto, ma è ancora un po' una situazione un po'... Però cerchiamo di viverla anche con fiducia, insomma, con speranza di uscire da questa cosa, da questo periodo, perché, ripeto, insomma, si possono togliere tante cose nella vita, ci sono delle cose in eccesso se vogliamo, ma quando mettiamo le mani su quello che affascina di più in genere e come dire, e piace anche frequentare il teatro, è difficile rinunciare a questa roba qua. Tutte le cose che ognuno fa che appassiona, dallo sport, qualsiasi attività, al teatro, alla musica, ovviamente a tutto quello che concerne ovviamente chi mette tanta passione e tanto cuore. È difficile rinunciare, voglio dire, a questo. Sì. Quindi è la vera bellezza. Siamo quasi in chiusura, poi chiudo con Enrico Turin. I prossimi appuntamenti, inizio da Gabriella,
per poi sentire tutti voi? Allora, i prossimi appuntamenti partirà il festival che è dal titolo Lasciateci sognare, appunto noi non vogliamo smettere di sognare, quindi parte sabato prossimo, è una serie di appuntamenti. E questo stiamo vedendo alla locandina? Eccolo, sì, grazie mille. Questo è proprio inaugurato da un premio dove sono state nominate le eccellenze della danza italiana nel mondo, quindi arrivano per fortuna anche dall'estero, sarà una serata indimenticabile, e poi tutti gli appuntamenti anche con il Conservatorio Pollini, perché io dico sempre, ho detto prima anche al maestro, la musica fatta dal vivo è un'altra musica e quindi anche noi facciamo delle collaborazioni con i musicisti, quindi coreografi che compongono con dei compositori e con la musica suonata. Quindi questo è il prossimo appuntamento. Una serie di appuntamenti, Mentre per quanto riguarda la tua scuola, Gabriella, tutto continua? Siamo attivi, certo. Chi vuole iscriversi cosa deve fare per venire a iniziare a danzare? Passa per Padova Danza oppure ci scrive su info@padovadanza.it o Facebook, Instagram, ormai siamo su tutti i social perché bisogna anche avere questa comunicazione così immediata, altrimenti passa per la nostra sede. Vengono tutti i bambini o c'è qualche bambini, e anche adulti, anche tutta la parte abbiamo anche amatoriale che è importantissima perché hanno una grande passione questi adulti, questi amatori, e poi sono il nostro pubblico. Quindi sono importantissimi, quindi è importante sia coltivare l'aspetto, la parte professionale, ma anche quella amatoriale e poi se la danza è fatta bene è bella dappertutto. Invece il prossimo appuntamento, Luca Del Sas? Allora, Armonia di Vie è un festival musicale che si snoda all'interno della federazione, dei comuni della federazione del Campo San Pierese. Quest'anno abbiamo 8 appuntamenti in cartellone. Il primo è stato quello di Massanzago in Villa Baglioni, il prossimo sarà presso la chiesa di Fiumicello e di Campodarsego con un mandolino solista accompagnato dall'orchestra Giacomo Facco Musico Veneto. Anche quest'anno abbiamo voluto riservare ampio spazio ai giovani e non è solo retorica perché noi lo mettiamo veramente in pratica. Il giorno 30 di settembre, la sera, presso la chiesa di San Giorgio delle Pertiche si esibiranno 2 soliste, Giada Herrera all'arpa e Iara Ferrari al violino e alla voce, sempre accompagnate dall'orchestra da camera Giacomo Facco. Altri appuntamenti da segnalare sono l'ensemble di arpe, la Venice Harp Ensemble, guidate dalla professoressa Trentin del Conservatorio del Liceo Musicale di Venezia, e poi altri concerti in luoghi bellissimi. Mi viene in mente la chiesetta di San Massimo a Borghetto di Villa del Conte, è una chiesa del X secolo, quindi una chiesa che ha un fascino in se stessa bellissima, e poi ci mettiamo la musica e quindi diventa diventa un qualcosa di meraviglioso. Per poi finire, io adesso non li posso citare tutti, finiremo il festival. Ma ne ha già citati molti. A Borgorico. Borgorico è un paese forse che non è conosciuto ai molti, ma ha un teatro. È uno dei più ricchi paesi dell'Alta, lo dico io. Comunque per me, a me sta nel cuore perché ha un teatro che è meraviglioso. Un teatro progettato da Aldo Rossi, e a me piace moltissimo perché ha un'acustica formidabile e quando entriamo in quel teatro a suonare veramente gli strumenti si liberano. Ecco. Quindi avete molti appuntamenti prossimi? Abbiamo 8 appuntamenti, sì. Non male. Invece Gianfranco Fortì, per quanto riguarda la compagnia della città di Este? Anche noi ripartiamo con la stagione finalmente a ottobre. Praticamente riprendiamo con le compagnie che avevamo sospese nel 2020 perché avevamo 8 compagnie che dovevano recitare e sono state ovviamente fermate dal problema Covid, quindi le abbiamo riprese. Quest'anno purtroppo non faremo tutte e 8 gli eventi, ma 6 sono già in programma, quindi la stagione parte a ottobre, finisce sotto Natale, diciamo proprio.
E poi noi come compagnia, oltre a tutto quello che facciamo in teatro, come le sto dicendo, riprendiamo l'attività esterna dove siamo fortunatamente richiesti. Quindi, ho rubato la parola, stavo terminando. No. Bene. Quindi Enrico Turin, mi sembra che da quanto abbiamo percepito in questa trasmissione, il ringraziamento ovviamente da parte degli artisti a Rete Eventi è fondamentale, con un consiglio più che un augurio di migliorarsi ancora di più, di investire ancora di più nella cultura, in questi eventi che aiutano anche queste associazioni a migliorarsi tutti quanti e a dar visibilità ai lavori che fanno, perché poi sono lavori amatoriali, come diceva Gabriele, ma anche professionali, quindi di altissima qualità. Sì, devo dire, mi fa piacere come consigliere provinciale della cultura di avere il plauso, comunque il ringraziamento degli ospiti che riconoscono insomma il nostro impegno, che però ritengo che sia doveroso appunto da parte delle istituzioni riconoscere l'impegno profuso da tutti, da amatoriali o da persone professionali nei confronti dei nostri cittadini. E a proposito di quel che lei ricordava Esapolis, noi abbiamo fatto proprio questa scelta, abbiamo iniziato l'avventura, l'11ª edizione di Rete Eventi proprio con un concerto con dei ragazzi del Pollini nel giardino di Esapolis, che è una delle meraviglie della provincia di Padova perché è un museo provinciale. Enrico Turin vuole rubarmi il lavoro. Sto scherzando, perché poi nella seconda parte con il Presidente della provincia Bui presenteremo questo museo che si trova in prima periferia di Padova, nella località di Busegana per chi conosce la città, dove c'è questo museo che fa vedere qualcosa di incredibile, dalla seta, che i cinesi sono diciamo i protagonisti, ma invece Padova diventa protagonista proprio con la seta in questo museo, dove addirittura i cinesi vorrebbero portarla via e portarla in Cina, agli insetti davvero straordinari, particolari, che nella seconda parte di Primus Inter Pares, in una parte dei servizi, potete vedere davvero qualcosa di affascinante e di straordinario. Invece per questa parte ringrazio davvero Enrico Turin, grazie di essere stato con noi, grazie a Gabriella Furlan Malvezzi, sempre un piacere, grazie a Luca Dassas, professore, grazie anche a Gianfranco Forti, grazie davvero a tutti, andiamo in pubblicità e poi la seconda parte con Esapolis, a tra poco.